Terza corsa, premio Isenburg F. È la prima corsa di oggi riservata ai professionisti. Sono puledri di 2 anni, non vincitori di 1.500 in carriera, 9 al via dopo il ritiro del numero 8. Con l'1 Costa Rica Pax, Salvatore Valentino, 2 Ciclon Dipa, Roberto Vecchione, 3 Crux Etoile, Lorenzo Baldi, 4 Cledi Chuck SM, Roberto Andreghetti, 5 Chris Del Ronco, Felice Facci, 6 Caffè di Costa, Andrea Bavaresi. Seconda fila 7 Camelot Call, Sandro Capenti, 9 Crystal Sky, Antonio Di Nardo, 10 Candei Greppi, Antonio Greppi. 3 cavalli al debutto, i numeri 3, 4 e 9. Intanto vediamo in ritardo di galoppo proprio Crystal Sky, che rimane praticamente fuori corsa. Stacco della macchina con Crux Etoile che cerca di scavalcare Ciclon Dipa, poi l'esterno ha partito svelta anche Svelto Caffè di Costa, curva con vediamo l'allievo di Lorenzo Baldi che non riesce a completare il sorpasso, la femmina, ma c'è l'errore di Ciclon Dipa al paletto dei 200 metri e numero quindi ora 2 passa. Ciclon Dipa squalificato. Passa la figlia di Oropuro Bar che si installa al comando davanti a Caffè di Costa. Poi vediamo il numero 4 di Cledi Chuck SM. Intanto i 400 vanno via in 29,6. Preso buon vantaggio questa Saura numero figlia di Oropuro Bar di Cledi Filippo Chuck Monti SM che arriva al paletto dei 600 metri in 45,7. Ha una ventina di metri di vantaggio su Caffè di Costa, poi vediamo al largo Chris Del Ronco davanti a Costa Rica Pax lungo la corda, poi il numero 10 di Candei Greppi. Frazione qui davanti alle tribune in 15,6, viene fuori un primo giro in 1,1,3. Sempre in vantaggio Crux Etoile davanti a Caffè di Costa, Chris Del Ronco che si industria al largo ai fianchi di Costa Rica Pax e poi Candei Greppi. Intanto la Saura arriva al chilometro in 1,17,6. Ci prova anche Chris Del Ronco che ora appariglia completamente il numero 6 di Caffè di Costa e cerca di portarsi in seconda posizione, mentre lascia la coda anche Candei Greppi che viene su con buono spunto. Intanto la retta di line 16,2, ultima curva, sempre in vantaggio Crux Etoile, poi Chris Del Ronco che manda in terza Candei Greppi, 3 cavalli a ventaglio, poi vicino anche Costa Rica Pax che si butta di dentro, l'errore di Candei Greppi, 200 numero metri alla 10, conclusione, Candei Greppi, 16,6 l'ultima curva, in vantaggio ancora Crux Etoile su Chris Del Ronco, lottano i due Sauri, poi si mette all'esterno anche Costa Rica Pax, ultimi metri, ci prova Chris Del Ronco ma sono vicinissimo i due, Crux Etoile, Chris Del Ronco e Costa Rica Pax. L'unica cosa sicura è il terzo posto di Costa Rica Pax, 1,19 secco la media al chilometro. Cerchiamo di rivedere il replay che ci possa dare una mano perché sono molto vicini Crux Etoile e Chris Del Ronco, i due Sauri che si sono battagliati lungo il traguardo. Vediamo inquadrato Crux Etoile, Chris Del Ronco dall'ultimo guizzo ma Crux Etoile riesce a difendersi, quindi la vittoria al debutto per Crux Etoile. Lorenzo Baldi alla guida dei training, i colori di Filippo Monti. La quota al totalizzatore per la figlia di Oropuro Bar 3,39.